essere. Lutto nel mondo della cultura e dell'editoria italiana. È morto la scorsa notte a Cortina Cesare De Michelis, presidente della storica casa editrice veneziana Marsilio. Avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto. A Padova incredulità per l'indagine a carico del viceprefetto Pasquale Aversa, di un ex funzionario della prefettura, su irregolarità nella gestione dei migranti. I sindaci di Agni e Bagnoli pronti a chiedere i danni allo Stato. Femminicidio di Cavarzere, oggi l'interrogatorio in carcere per il 35enne accusato di aver ucciso di botte la moglie. L'uomo ha detto al suo avvocato: l'ho picchiata ma non volevo ucciderla. Maila è caduta. La Procura di Venezia apre un'indagine per accertare le cause della morte di una 60enne di Scorzè, morta all'ospedale di Milano dopo essere stata sottoposta a un intervento per l'impianto di un pacemaker. Un fascicolo al momento senza indagini. Dopo il caso della mamma che ha presentato una denuncia in procura per la figlia ammalata, costretta a stare a casa dall'asilo per la presenza di bimbi non vaccinati, l'intervento della FISMA. I presidi si tutelino. Pattuglie di vigili in bicicletta a sorvegliare i parchi di Mestre. Il nuovo servizio è partito in queste ore al Parco di San Giuliano e verrà esteso a turno alle principali aree verdi della terraferma. Una bandiera con il leone di San Marco, ogni nuovo nato in Veneto a spese della regione. L'idea viene da un consigliere regionale della lista Zaia, Gabriele Micheletto, polemica dall'opposizione. Spettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è dunque in primo piano, come avete sentito e visto dai titoli, il lutto che ha colpito la cultura e il mondo dell'editoria non solo veneta ma anche italiana per la scomparsa improvvisa mentre si trovava in vacanza a Cortina di Cesare De Michelis, storico presidente della casa editrice veneziana Marsilio, decano degli editori italiani. Sentiamo. Far libri, stamparli, leggerli, scriverli, raccoglierli, venderli, recensirli. Nella mia vita mi sembra di non aver fatto altro, come se un'ossessiva passione mi avesse travolto appena ragazzo. Eppure da sempre mi è sembrato non privo di significato farli qua, dove ero cresciuto, magari a Venezia. Quando cominciai lo sapevo e non lo sapevo che la Serenissima era stata la patria del libro. Per questo continuo a fare libri a Venezia. Con queste parole Cesare De Michelis riassumeva un amore, o meglio una passione, come l'aveva definita lui, per i libri, che aveva riversato nel suo lavoro, collaborando subito dopo la laurea alla fondazione della casa editrice Marsilio, diventandone nel 1969 presidente. Nel 1965 come regalo di laurea ebbi una quota della Marsilio. A mio padre, che tutti volevano l'automobile, allora insomma queste robe qui, o un po' il motorino, almeno insomma delle cose, e diceva perché c'era un aumento di capitale a Marsilio, compriamo l'1%, non so, il 2%, non ricordo cos'era. Cesare De Michelis, fratello dell'ex ministro socialista Gianni, si è spento nella notte mentre si trovava in vacanza a Cortina. Il 19 agosto avrebbe compiuto 75 anni. Decano degli editori italiani, De Michelis aveva insegnato all'Università di Padova, per intraprendere poi nel 1980 la carriera politica, diventando consigliere comunale e in seguito assessore del Comune di Venezia. Ricopre l'incarico di consigliere della Fondazione Teatro La Fenice e di vicepresidente della Biennale di Venezia. L'anno scorso viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Capo dello Stato Mattarella. Ma De Michelis, con il suo lavoro e la sua dedizione, farà della Marsilio una delle case editrici più importanti, che in 50 anni pubblica oltre 6.500 titoli, lanciando scrittori come Margaret Mazzantini, Susanna Tamaro, Chiara Gamberale. Inaugura inoltre la moda del giallo scandinavo con la saga Millennium di Stieg Larsson. Un amore per i libri che non era relegato esclusivamente al suo lavoro, ma che faceva parte della sua quotidianità, basti dire che possedeva una biblioteca di oltre 100.000 volumi. Con lui se ne va un pezzo di storia della cultura italiana. Ed ora la cronaca giudiziaria con l'inchiesta che vede indagati tra gli altri il viceprefetto di Padova Pasquale Aversa e un ex funzionario della prefettura su presunte irregolarità nell'accoglienza ai migranti. Da una parte l'incredulità per questa inchiesta, dall'altra la rabbia dei sindaci di Agna e Bagnoli, cioè i sindaci più prossimi al hub di Bagnoli, pronti a chiedere i danni allo Stato.
Il sindaco di Bagnoli di Sopra Roberto Milan e il collega di Agna Gianluca Piva sono pronti a costituirsi parte civile contro lo Stato se la giustizia dovesse mandare a processo il vice prefetto vicario di Padova Pasquale Aversa e un'ex funzionaria della stessa prefettura. I due sono indagati dalla procura per una serie di irregolarità nella gestione delle strutture di accoglienza dei rifugiati nel Padovano. Con i due dirigenti sarebbero iscritti nel registro degli indagati anche i responsabili della cooperativa che gestisce, tra gli altri, i centri di accoglienza di Bagnoli e Cona. Le accuse vanno dalla turbata libertà degli incanti, cioè delle gare, la frode nelle forniture pubbliche, la truffa, la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, l'induzione indebita, la rivelazione di segreto d'ufficio. Le indagini vertono in particolare su 2 appalti per la gestione dell'accoglienza ai migranti del valore di circa 20 milioni di euro. Oltre allo sgomento per l'indagine su un funzionario e sugli uffici dello Stato, Piva e Milan ricordano come nei loro 2 paesi vi furono 2 donne aggredite da rifugiati, tensioni continue, il crollo dei prezzi degli immobili e la perdita di posti di lavoro. Ora vogliamo vederci chiaro, dicono i 2 primi cittadini, che ricordano come la gestione dell'accoglienza nei loro comuni in questi anni spesso non è stata chiara, con i divieti a fare controlli dentro gli hub, la promessa di chiusura fatta dal prefetto nel 2016 e non ancora mantenuta. Qui da noi, dicono i sindaci di Bagnoli e Agna, lo Stato ha perso la faccia. Adesso torniamo a parlare del femminicidio di Cavarzere, perché mentre il Paese si prepara alla fiaccolata di stasera alle 21 proprio per ricordare la povera Mayla Beccarello e tutte le donne vittime appunto della violenza di chi sta loro accanto, oggi in queste ore è previsto l'interrogatorio in carcere per il 35enne, il marito Zemello, Boscolo Zemello, accusato appunto di averla uccisa massacrata di botte. L'uomo però ha già confidato al suo avvocato di non aver avuto intenzione di ucciderla. Sentiamo allora gli ultimi aggiornamenti da Venezia con la nostra Tiziana Bolognari in diretta telefonica. Tiziana. Buongiorno da Venezia. La storia dell'omicidio di Mayla Beccarello, uccisa dal marito mercoledì mattina a Cavarzere, assume contorni, se possibile, ancora più sconvolgenti e crudeli di quanto non abbiano già mostrato le immagini che testimoniano la violenza scaricata addosso alla 37enne originaria di Mirano. Natalino Boscolo, al suo difensore, ha detto che si è trattato di un incidente, che non era sua intenzione uccidere la moglie, d'averla picchiata, certo, sbattendola ripetutamente contro un muro fino a provocarle una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso, ma che a quel punto si sarebbe fermato e Mayla gli avrebbe chiesto di essere accompagnata a fare una doccia, dove la donna per un malore sarebbe scivolata battendo fatalmente la testa. Un racconto che dovrà essere verificato dal giudice David Calabria, di fronte al quale oggi Natalino Boscolo compare per l'interrogatorio di garanzia assieme al suo avvocato difensore Andrea Zambon del Foro di Treviso. All'interrogatorio ci sarà anche il sostituto procuratore Stefano Buccini, titolare dell'indagine, che prima dell'udienza affiderà al medico legale Antonello Cirnelli l'incarico di accertare le cause del decesso e di chiarire la dinamica. L'esame autoptico sarà eseguito lunedì prossimo. Questa sera intanto a Cavarzere dalla piazza partirà la fiaccolata organizzata dal Comune per ricordare Mayla e tutte le donne vittime di femminicidio. Noi saremo presenti e già questa sera nell'edizione delle 19 potremmo anticiparvi l'iniziativa a cui hanno aderito diverse associazioni di volontariato. Da Venezia è tutto, se non ci sono domande da studio restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognari, come ricordavi tu ci saremo e dunque seguiremo poi anche la fiaccolata, vi daremo conto ovviamente nei nostri telegiornali di domani, ma già questa sera nel corso dell'edizione di Venezia saremo in piazza per anticipare un po', per parlare un po' di questa fiaccolata importante appunto per tornare a ribadire il no
ai femminicidi. Adesso ancora la cronaca giudiziaria, perché la Procura di Venezia ha aperto un'indagine per accertare le cause della morte di una donna, Ornella Mortati, di Scorzè, deceduta all'ospedale di Milano dopo essere stata sottoposta a un intervento per l'impianto di un pacemaker. Il fascicolo di indagine è stato aperto senza indagati nell'ipotesi che a causare la morte della donna sia stata una lesione durante una operazione. L'autopsia si terrà con ogni probabilità lunedì prossimo. La donna aveva gravi problemi cardiaci ed è deceduta nel corso dell'operazione a causa di una emorragia. Non ci sono invece indagati, non ci sono fascicoli, soprattutto per la vicenda terribile che ha sconvolto la Marca in questi giorni, ovvero il caso della mamma di 39 anni che è morta dopo aver dato alla luce 2 gemellini, 5 giorni dopo aver dato alla luce i 2 gemellini. La direzione sanitaria dell'ospedale Cafoncello ieri ha spiegato le motivazioni di quanto accaduto, di quanto è stato fatto davvero di tutto per evitare questa morte improvvisa. Sentiamo. Un saluto semplice ma pieno d'amore, ciao Maria, e quella foto scattata quando la tragedia che ha colpito la loro famiglia non era neppure immaginabile. Fabio Piovesana ha affidato a quell'abbraccio postato su Facebook lo strazio in cui è piombato da ieri pomeriggio, quando la moglie Maria Buso, di 39 anni, è morta dopo aver dato alla luce, venerdì, 2 gemellini. Una gravidanza senza complicazioni. Per lunedì 6 agosto era programmato il cesareo, ma solo perché i 2 bimbi erano podalici. Venerdì la donna è però arrivata in ospedale con i primi sintomi del travaglio ed è stata operata d'urgenza. Tutto è filato liscio fino alla domenica mattina. Respirazione alterata, dolori, qualcosa a livello addominale non andava e il chirurgo ha deciso di operare. A seguito dell'intervento è stato riscontrato un quadro di necrosi di un'ansa intestinale e quindi un grave quadro addominale che poi ha portato allo shock settico. La signora nel 2009 aveva fatto un bypass gastrico in un altro ospedale. E questo probabilmente nel corso di una gravidanza in cui si modifica il quadro anatomico e a seguito di quello che può darsi che sia accaduto, è possibile che abbia ceduto il punto di minore resistenza dell'intestino, che era forse l'esito del bypass gastrico. Non una conseguenza del cesareo dunque, ma una tragica, imprevedibile concomitanza con un decorso rapido e inaspettato che ha lasciato sotto shock i familiari e gli stessi operatori sanitari di ostetricia e della rianimazione. Noi riteniamo che sia stato fatto tutto il possibile in questa situazione, che però è stata molto grave e che purtroppo ha portato all'esito della signora. Si pensa che gli operatori sanitari a volte siano abituati all'evento sfavorevole alla morte, in realtà non è così e tutti noi abbiamo vissuto questo evento in maniera molto sofferta e per cui abbiamo chiesto un incontro con lo psicologo e vediamo come riusciamo a superare anche noi questo momento complesso. Dalla direzione dell'ospedale e dai medici solidarietà e vicinanza alla famiglia di Maserada. Mamma Maria ha potuto tenere in braccio i suoi bambini solo poche ore prima che si consumasse il dramma. I suoi piccoli le sono stati accanto anche mentre si spegneva. Li abbiamo più volte portati giù e l'ultima volta sono stati portati ieri mattina entrambi i gemelli e sono stati lasciati con il papà e la nonna e messi a fianco alla mamma e li abbiamo lasciati un po' assieme, ecco, a vedere questo momento tra mamma e i bambini. Davvero terribile questa vicenda. Adesso invece il giallo della scomparsa della 19enne studentessa di Sottomarina, Anna Bosco Loberto, che era stata trovata, lo ricorderete, senza vita all'interno dell'abitazione di un amico il 6 agosto. Ebbene, ci sono 2 giovani di 22 e 20 anni indagati nell'ambito degli accertamenti sulla morte della ragazza. Nei confronti di uno dei 2 ragazzi viene ipotizzato il reato di morte come conseguenza di altro reato e di omissione di soccorso assieme al fidanzato della ragazza. La 19enne era stata rinvenuta riversa sul letto all'interno della camera da letto dove alloggiava in casa dell'amico che l'aveva ospitata. Gli agenti del commissariato di Chioggia hanno accertato che sul corpo della ragazza non vi erano segni di percosse e lesioni, per cui la causa della morte è da attribuire a una intossicazione acuta da farmaci, su cui però
farà luce l'autopsia che è stata disposta. È dunque emerso che la ragazza aveva trascorso la serata con i 2 giovani noti come assuntori di stupefacenti. Dunque l'attesa per l'autopsia per chiarire con certezza quanto è accaduto e le cause di questa terribile tragedia che ha visto come vittima una ragazza di appena 19 anni. Dalla cronaca adesso alle polemiche che continuano in questi giorni sulla uno degli effetti del decreto 1000 proroghe passato in Senato, ovvero il congelamento dei fondi per il bando periferie. Sindaci dei comuni capoluogo e della città metropolitana di Venezia, che ovviamente sono pronti a riunirsi, a trovarsi per discutere di questa vicenda, ne ha parlato l'ANCI del Veneto, parlando proprio di un incontro in questi giorni. Intanto si fanno i conti con questi fondi congelati e con il congelamento anche dei lavori conseguenti. A Venezia la conta la fa l'assessore all'urbanistica, vediamo. Gli euro che erano stati stanziati a favore del nostro territorio, sia della città di Venezia ma anche della città metropolitana, erano di 55 milioni di euro, città metropolitana più privati, e a questi si devono sommare i soldi che invece erano stati assegnati alla città di Venezia, che erano 17 milioni di euro, per un totale di 72 milioni di euro. Questi sono della città di Venezia. 17 milioni che sarebbero dovuti servire a completare la cittadella della giustizia in Piazzale Roma in un progetto cofinanziato dal Ministero. Se il governo non farà marcia indietro, i cantieri si fermeranno. Non solo a Venezia, ma anche nei comuni che per la prima volta avevano potuto beneficiare dell'essere parte della città metropolitana, ricevendo 32 milioni di finanziamenti altrimenti riservati ai capoluoghi e destinati soprattutto alla riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Molti di questi soldi erano stati stanziati da 13 sindaci della città, perché questi 72 milioni corrispondono a un progetto fatto in comune da 13 sindaci metropolitani che hanno visto coinvolto per le rispettive amministrazioni 500.000 abitanti, ma nell'intero sistema della città metropolitana siamo circa 850.000. I fondi destinati al Comune di Venezia ammontavano invece a 40 milioni per numerosi progetti che la cittadinanza attendeva da tempo, dalla videosorveglianza nelle stazioni ferroviarie, fondamentale per i progetti dell'amministrazione sulla sicurezza, al recupero del sistema dei forti di Mestre. Voglio soffermarmi su questo e su questo, perché questi 2 interventi vanno a completare 2 parti della città. Il Casino di Venezia, dove sapete che questa amministrazione da subito ha provveduto a coprire il buco del lido proprio in prossimità della struttura stessa, ma soprattutto nel rifacimento anche del piazzale. Questo finanziamento serve proprio per completare una parte della città, una parte importante. E la stazione di Porto Marghera è un punto nevralgico anche per il Mise. Lo stop allo sviluppo del territorio sarebbe dunque pressoché totale. Vista la gravità di quanto accaduto, annunciato dall'estero il sindaco Luigi Brugnaro, ho deciso di interrompere le mie ferie qualche giorno prima e di tornare in città già nei prossimi giorni per seguire la questione più da vicino, cercando un fronte comune con gli altri sindaci del territorio. La difesa degli interessi dei cittadini viene prima di qualsiasi cosa, perché è a loro e solo a loro che dobbiamo rendere conto. Qui c'è bisogno di rilanciare un'economia, c'è bisogno di rilanciare il lavoro, c'è bisogno di rilanciare l'occupazione, e non è certo congelando fino al 2020, quindi non troverà un'applicazione poi nel 2021, che si favorisce una ripresa pubblica. Getta invece acqua sul fuoco della polemica il governatore del Veneto Luca Zaia in merito a questa vicenda, mentre la Lega attacca il Partito Democratico e dice: anche voi avete votato questo documento. Difende le ragioni del governo il presidente veneto Luca Zaia, che ricorda come parte del bando periferie fosse stata dichiarata incostituzionale dalla consulta. Congelare questi finanziamenti, fa presente, non significa cancellarli. Il congelamento avviene per l'incostituzionalità della norma, dall'altro apprendo che non tutta l'operazione aveva la copertura finanziaria e poi infine c'erano 96 comuni, è pur vero che il governo ha aperto invece per il finanziamento e dar modo di investire a 8.000 comuni. Il blocco dei fondi preoccupa però tutti i comuni, a prescindere dal colore politico. L'appello a fare un passo indietro sull'emendamento arriva dalla presidente di ANCI Veneto, la sindaca di Milano Maria Rosa Pavanello. Gli interventi contenuti nel bando hanno un impatto non solo urbanistico, ma anche sulla sicurezza dei cittadini. E non solo dalla criminalità. Molti di questi progetti servono a mettere al sicuro il territorio dal punto di vista idrogeologico, evitando che il maltempo metta in ginocchio intere comunità.
L'appello ai parlamentari veneti perché si attivino per modificare il provvedimento nel prossimo passaggio alla Camera. Un impegno in questo senso arriva dal deputato PD Nicola Pellicani, che replica i rilievi della maggioranza giallo-verde, i cui esponenti nelle scorse ore hanno diffuso il video della votazione in Senato. Tutti i presenti in aula, democratici compresi, avevano dato il loro assenso all'emendamento. È stato votato con una svista perché con un trucchetto era stato infilato questo emendamento nel piano di finanziamento dei fondi a disposizione dei comuni. In realtà era un trucco perché sottraeva le risorse da un'altra parte, che erano appunto i bandi per le periferie. Io credo invece che bisogna ripresentarlo alla Camera per rilanciare il progetto di riqualificazione delle periferie, e non solo. Io chiedo al Governo garanzie perché queste risorse siano garantite anche per gli anni a venire a partire dal 2019. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale a Treviso, dove fa discutere la mozione presentata dal consigliere Davide Visentin per abrogare la legge sull'istigazione all'odio razziale a sostegno dell'azione del governo. Una mozione per chiedere al Comune di appoggiare l'abrogazione della legge Mancino, che punisce i reati che istigano all'odio razziale. Fa discutere l'iniziativa intrapresa dal consigliere comunale della lista dei quartieri Davide Visentin, che ha depositato l'istanza articolando la richiesta di sostegno all'azione del ministro Lorenzo Fontana con affermazioni che stanno già sollevando le reazioni delle forze di opposizione. Sul negazionismo, ad esempio, Visentin, già coordinatore di Forza Nuova, definisce fumoso il nuovo comma introdotto su questo tema e si chiede: per esempio, un soggetto che nega le foibe sarebbe impugnabile o lo è solo chi nega la Shoah? Non è chiaro. Il dato politico vero è il tentativo sempre più evidente di scardinare l'ossatura antifascista della legislazione del nostro paese, attacca Luigi Calesso di Coalizione Civica. Stefano Pelloni, capogruppo del PD, fa già sapere che in Consiglio Comunale ci sarà su questo documento un duro scontro. Visentin mette in imbarazzo la città di Treviso. Mi auguro che la sua mozione venga ritirata e che il Consiglio Comunale della nostra città, dice, non venga neppure chiamato a discuterla. Un'altra polemica che invece investe la Regione, il Consiglio regionale, con le opposizioni già all'attacco dopo la proposta di Gabriele Micheletto, consigliere regionale della lista Zaia, quella di una bandiera con i leoni di San Marco ogni nuovo nato in Veneto a spese della Regione. Un'idea che appunto viene da Micheletto, che ha depositato una proposta di modifica di una legge regionale del 1975 che disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma del Veneto. La bandiera ai nuovi nati, la consegna della bandiera ai nuovi nati come simbolo identitario del Veneto, secondo Micheletto, dovrebbe avvenire a cura dei sindaci il 25 marzo di ogni anno, giornata della festa del popolo veneto. Lo scopo della proposta di legge è duplice, dice, perché da un lato senza gravare sulle casse comunali vengono coinvolti i sindaci, mentre dall'altro verrebbero coinvolte le famiglie, la colonna portante della comunità stessa, che riceverebbero il simbolo identitario della regione, orgogliosa delle proprie radici storiche e culturali. Una proposta che però, come sappiamo e come abbiamo detto, già scatenando la polemica dell'opposizione in regione. Adesso invece il dibattito sui vaccini, dopo il caso della mamma che a Treviso ha presentato un esposto in una denuncia alla procura per essere stata costretta a lasciare a casa la figlia con un deficit immunitario perché in classe c'erano bambini Novax che avevano avuto la varicella. Adesso la FISM, la Federazione delle Scuole Materne, dice ai presidi: dovete tutelarvi seguendo la legge, cioè la legge che ancora c'è, la legge Lorenzin. La normativa parlava e parla chiaro. Fintanto che non ci sarà un cambio di direzione si dovrà attenersi tutti alla normativa. Da un lato il caso della famiglia trevigiana che ha presentato denuncia contro ignoti perché nella scuola materna della figlia immunodepressa dopo un trapianto 2 bambini non vaccinati che l'istituto non ha allontanato hanno rischiato di trasmetterle la varicella. Dall'altro la dura presa di posizione dei presidi italiani che in mancanza di una nuova legge si tutelano osservando le restrizioni della Lorenzin. Ed è lo stesso consiglio che la FISM, la Federazione delle Scuole Materne Cattoliche, dà ai propri associati. Noi abbiamo sempre consigliato ai gestori, a noi associati, alla Federazione Italiana delle Scuole Materne, di attenersi a indicazioni che venivano date. Erano indicazioni assolutamente stringenti, non è che in questi mesi, in quest'anno ci fossero molti margini.
per uscire, diciamo, dal perimetro normativo e legale. Ci si doveva attenere a quello che prevedeva e che prevede la normativa. Se la normativa verrà cambiata alla volta di settembre, allora con appunto le nuove indicazioni daremo di nuovo indicazioni ai gestori di comportarsi diversamente o chiedere documentazione o altro, o avere di fronte delle scadenze in capo alle famiglie diverse. Per il momento non è così, quindi chiediamo di fare attenzione a tutti i gestori. La tutela della salute prevale sull'aspetto didattico ed educativo, aggiunge il presidente FISM. Soprattutto quelli che, essendo in difficoltà perché magari non possono essere vaccinati perché immunodepressi o altro, bisogna assolutamente fare in modo di tutelare in primis loro, ma soprattutto tutta la comunità che viene accolta. Quindi atteniamoci alle regole. I controlli per la sicurezza nei parchi si possono fare anche in bicicletta, accade a Mestre. Pattuglie di vigili in bicicletta a sorvegliare i parchi di Mestre. Il nuovo servizio è partito in queste ore a San Giuliano e verrà esteso a turno alle principali aree verdi della terraferma. San Giuliano, il Parco Albanese, il Parco Piraghetto, il Parco Querini, il Parco Catene, insomma i parchi principali della città. Un servizio non sostitutivo ma aggiuntivo rispetto a quelli esistenti, precisano dall'amministrazione comunale. Le pattuglie conterranno inizialmente 8 biciclette e altrettanti giovani vigili al lavoro in turni di 2 alla volta. A settembre, dopo la mostra del cinema, altri 4 agenti in bici entreranno in servizio al Lido. L'obiettivo è incoraggiare la popolazione a frequentare i parchi con maggiore assiduità. Bisogna intervenire su quello che è il rovescio della medaglia del concetto di insicurezza, ovvero la percezione, e quindi consentire ai nostri concittadini di abbassare la percezione di insicurezza e quindi far sentire più sicure le nostre persone nel nostro territorio. Questo fa sì che ci torniamo a riprendere i nostri spazi. Si tratta di un sistema sperimentale, informano dal Comune, che dovrà subire certamente delle variazioni dettate dalle criticità che si presenteranno nei vari parchi. Io mi auguro che insomma si facciano avanti ulteriori persone in termini di associazioni, comitati, ma anche semplici cittadini, per dar luogo a momenti di condivisione in termini culturali, ludici, sportivi, chi più ne ha più ne metta, ma tutto ciò che fa tornare a vivere in maniera importante i nostri luoghi. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati con il meteo di Antenna 3. Qualche temporale in più oggi sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. In Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore tempo via via più instabile sui settori alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle aree pianeggianti limitrofe. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori al mattino, poi qualche temporale sarà possibile sui rilievi fin verso le medio-alte pianure. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime tra 31 e 34 gradi. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Al mattino sarà instabile con qualche piovasco solamente sui settori alpini di confine, più asciutto e soleggiato invece altrove. Col passare delle ore peggiorerà ovunque con temporali in estensione un po' a tutta la regione. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime comprese tra 30 e 32 gradi.